6, rettilineo, supero, destra, rettilineo, sinistra, lungo, chiudi l'intornante. Ma che c***o? Ma si può! Ma è legale sta cosa! Questo sono io, mentre lui è un tedesco classico che ho trovato durante il viaggio. Ci siamo trovati per puro caso. Io mi stavo facendo un po' i fatti miei, stavo seguendo il mio itinerario e lui stava seguendo probabilmente il suo, oppure andava un po' alla cazzo. Tutto è iniziato con uno sguardo, sai, tipico, chi è che non è successo una roba del genere? È iniziato con uno sguardo, una piccola sgasatina, l'avvertina, l'ha staccata un po' al limite, poi siamo passati una piega un po' di qua, una piega un po' di là, e infine ci siamo ritrovati a duellare come non ci fosse un domani, con piega al limite del grip impennate da capogiro. Sto scherzando ovviamente, sto scherzando, anche perché non è che stiamo proprio correndo, cioè si vede nel video che stiamo corricchiando, dai, insomma, non stiamo proprio correndo. Ci siamo sì ingarellati, questo è evidente, se possiamo dirlo così, se così si può definire. Però c'è una cosa da dire, stiamo rispettando le distanze di sicurezza e soprattutto stiamo rispettando gli altri che non c'entrano proprio una beata minchia. Ma la domanda è questa: come ci sono arrivato fino a qua? Come poteva iniziare un viaggio del genere se non da due menti bislacche come la mia e quella della mia compagna da due teppista? Che poi non so se sia un bene o un male, però comunque continuiamo con la storia. Siamo a marzo 2024, io e la famosa due teppista, la mia compagna, prenotata che non pensate, stavamo valutando cosa fare per le ferie di agosto, sempre del 2024. E essendo amanti delle montagne, pensavamo inizialmente, come ogni anno, di fare qualche escursione delle Dolomiti che sono dietro casa, oppure spostarci come abbiamo fatto qualche anno fa, andare in Svizzera e fare un'altra esperienza là nelle belle Alpi svizzere. Però quest'anno avevamo un obiettivo comune, volevamo fare un po' un misto, sia un'escursione sia giri in moto, per cui valutavamo se fare una giornata di qua e una giornata di là. Beh, vi dico, non è passato neanche un pomeriggio, anzi non sono passate neanche 2 ore che avevamo anche già prenotato gli alberghi, gli hotel dove andavamo a alloggiare, perché non è che facevamo un giorno o 2 o 3, ma ben 4 giorni in moto, che per uno che viaggia tanto mi viene in mente un GS, per esempio una moto turistica, un African Twin o come moto simili, non è niente 4 giorni in moto. C'è gente che fa 1200-1300 km in un giorno, figurati, arriva a questi due qua e fanno 4 giorni in moto. E in realtà dipende con che moto fai i viaggi. Ecco, fate conto che già farlo con una sportiva, per chi ce l'ha, sa cosa vuol dire fare diversi chilometri, buttare per terra su una moto sportiva. Aggiungete anche il fatto che questa moto è pure due tempi e aggiungete pure che questa moto è un 125, dunque di bassa cilindrata. Ecco, unite tutto questo e fate la moto della mia compagna. Difatti ha l'Aprilia RS 125 del 2002. Per chi non se ne intende più di tanto, faccio un piccolo disclaimer sui due tempi. Il due tempi, a differenza del 4, è più divertente per chi vuole, per chi gli piace, ma presenta alcune rogne, tipo è a carburatore, quasi tutti sono a carburatori, e moto sportive come quella della mia compagna che raggiungono certe velocità, per farle raggiungere bisogna spingerle e tirarle tanto. Questo riduce il range di coppia e fa sì che per raggiungere quelle velocità bisogna stare dentro questo range, in questo caso dagli 8 ai 10.000, 11.000 se proprio vogliamo tirarla. E purtroppo questo rende la moto inguidabile nei medio-bassi regimi, vuol dire che dal minimo a 1500 giri fino a 7000 la moto non tira, non spinge, ed è un problema se sei nei passi di montagna. Aggiungiamo che anche a carburatore, dunque sente tanto dislivello della quota, in pratica più sale di quota più si ingrassa, rapporto stechiometrico per i pignoli,
più si ingrassa vuol dire che entra più benzina che aria in proporzione e la moto è scorbutica, non è regolare, e questo va a faticare tanto perché devi lavorare tanto con la frizione, acceleratore, freno, calcolare bene i tempi di staccata e calcolare tanto bene i tempi di accelerazione perché c'è il vuoto e tutte quelle robe lì. E fare un viaggio di 4 giorni nei passi di montagna non risulta proprio agevole. Però noi, fregandocene di tutti i problemi, di tutte le dicerie che ci sono in giro, decidiamo di partire lo stesso. Scriva piano, tra un po' ci sono un gruppo di persone a bordo della strada. Destra, rettilineo, sinistra lunga, chiude in tornante. Adesso è un po' di rettilineo e dopo a sinistra lunga. Sassi, roccia. Prima tappa al Fortino. Tu cosa dici di due teppista? È stata tosta, bella ma tosta. Cos'è che è andato storto? Sta bestiolina qua che Questa qua? manca un po' di fiato. Ciao a tutti, eccomi qua finalmente, mi faccio viva anch'io, sono la due teppista, diciamo è il primo nome che mi è venuto un po' in mente, che potrebbe essere interessante, poi magari fa cagare, ma pace amen. Comunque, niente, sono stata obbligata, infatti l'altro è lì dietro con una pistola puntata alla tempia, come un cecchino, quindi ho dovuto fare sto pezzo. Era per introdurre la piccola parte del Fortino. In quello spezzone lì ero molto tranquilla, cioè sì, un piccolo lamentino del tipo sì, la signorina, poca cavalleria, che manca fiato, però lo vedete che ero ancora abbastanza serena, perché ero ignara di quello che sarebbe successo da lì a poco praticamente, cioè eravamo ancora abbastanza quote irrilevanti. Quando mi ha cominciato ad andare un po' più in su, il fiato mancava completamente, tant'è che ho detto a una certa mi metto sui piedi e comincio a pedalare come i Flintstones. E quindi ecco, ero tanto serena, ma voi non fateci caso in quel momento lì, cioè non è andata così il viaggio, è stato più una tortura che altro. Ed è solo il primo giorno anche? Esattamente. Ci sei? Rettilineo, sfruttalo. Occhio la macchina, occhio la macchina. Ci sei? Oh, perfetto! Eccola, eccola! Pranzettino appena mangiato, lei cosa dice? Dai, buono, ci sta. All'inizio di questo video vi ho mostrato il mio ingarellamento con il tedesco. In realtà però c'erano altri due suoi amici che voi non avete visto all'inizio del video. E quello che sto per mostrarvi tra poco è il video intero da quando li ho trovati, da quando li ho brincati per strada, fino a quando non è terminato questo ingarellamento. Voglio precisare nuovamente che non stavamo correndo in modo esagerato, stavamo sì viaggiando in modo sostenuto ovviamente, non si può dire altrimenti, però sempre rispettando gli altri, sempre quella distanza di sicurezza, non osando un sorpasso, non staccando il limite, non facendo curve cieche e non compromettendo la sicurezza degli altri. Ho voluto riprecisarlo nuovamente questo discorso. Purtroppo il video che state per vedere è quello all'audio originale della GoPro, per cui è quello che è. E avevamo ordinato due Insta360, io e la mia compagna,
però non sono arrivati in tempo per la partenza del viaggio. Pazienza, dunque per questo viaggio è andata così. Ora vediamo il video integrale. C'è sempre lui che mi sta puntando la pistola dietro, io stavo cazzeggiando per gli affari miei, però vabbè, devo apparire anch'io, a quanto pare. Comunque niente, fin qua tutto tranquillo, tutto liscio, perché insomma eravamo in zone poco turistiche, quindi poca gente, si stava da papa. Forse per me avrei potuto anche fare quella strada avanti e indietro per i 4 giorni, è stata molto bella, molto tranquilla, divertente, la moto mi andava, quindi niente, ovviamente però ti avvicini pian piano a zone più turistiche, ai passi delle Dolomiti, e quindi cosa vuoi? Settimana di Ferragosto, perché il mister là dietro ha deciso di organizzare le ferie nelle settimane di Ferragosto, invece di andare a settembre, no. Ma ovviamente le robe dobbiamo farle complesse? No, da culo, tu fai le robe da culo, comunque. E quindi ovviamente comincia poi la saga degli incontri del terzo tipo praticamente, dove andava fuori dai marroni uno, se ne presentava un altro, tutti ovviamente incapaci di guidare, che vanno in montagna e tu in moto te li trovi tutti davanti. Posso solo dire che i nostri caschi hanno sentito più imprecazioni che parole normali, quindi tutto qua. E niente, vi lascio 2 videoclip, sì, 2 giusto hai detto? 2. Buone. Perché le altre sarebbero un beep continuo, quindi fatevi andare bene queste. Oh, porca puttana, c'è proprio infermato. Ma dai. Sto qua davanti. No, vai, ti va. Ora quello col Porsche resta molto sgaio. Infatti che già supera l'altra macchina. Ma che c***o?
Ma si può! Ma è legale sta cosa! Va che non si è mai spento la ventola, vorrei dire. Vai, accelera te, che mi è tanto peccato. Ottimo. Vai, Cri, vai. Adesso arrivo anch'io. Dopo diverse conversazioni con entità superiore, finalmente ci avviciniamo al nostro alloggio a Caupo, in provincia di Belluno. Là abbiamo i nostri vestiti, che bello quel lupo. Cosa dice lei? Che sono stanca e ho fame. Dunque Emo stanca, fame, poi Basta. Ok. Siamo dove? A Caupo, A Caupo, come si paese pronuncia? disperso nel nulla. Però è un bel posto. Bel posticino. E adesso siamo pronti per mangiare. Ebbene, questa è la sintesi del riassunto del nostro primo giorno di ferie. Prossimamente uscirà il secondo giorno e lì le cose cominciano a farsi veramente interessanti. Più che interessanti, allucinanti dovrei dire, e abbastanza allucinanti. Lì secondo me non è neanche più ferie, secondo me dovremmo dire che è stata un'impresa Non ha lotta alla sopravvivenza. Esatto, arrivare alla fine del secondo giorno. Cosa possiamo anticipare? Magni a tutti i cantoni, Moto che non hanno fiato. moto che non gaffia. Beh, l'unica roba che c'è rimasta da fare è iscriverti a questo canale, metterci un like solo perché siamo fighi e noi ci vediamo nel prossimo video.